chiesa di Santa Maria Maggiore, conosciuta dai trevigiani come Madonna Granda, è un antico santuario mariano, unico esempio a Treviso di edificio religioso in stile tardo-gotico quattrocentesco. Secondo la tradizione, la sua fondazione è legata alla figura di San Prosdocimo, vescovo di Padova, che intorno al I secolo fece costruire in località Tolpada un'edicola dedicata alla Vergine. In quello stesso luogo, nel 780, per volere di Gebeardo, probabilmente il primo conte franco di Treviso, venne eretta la cappella di Santa Maria, connessa a un monastero affidato alle cure dei monaci benedettini di Nonantola. La storia di questa chiesa è caratterizzata da un susseguirsi di distruzioni e ricostruzioni. Un secolo più tardi cadde infatti vittima delle devastazioni barbariche per poi essere riedificata nel 1096. Il 13 marzo del 1945 una bomba colpì l'edificio, provocando danni ingenti al colonnato sinistro, il crollo del tetto e di gran parte della facciata. In soli 18 mesi, con il contributo dei trevigiani da sempre molto devoti alla Madonna Granda, il santuario venne ricostruito nelle sue forme originarie. Entrando in chiesa, lo sguardo viene immediatamente attratto dal tempietto marmoreo che custodisce l'immagine miracolosa della Madonna delle Grazie, il cuore del santuario. Su un trono gotico è rappresentata la Vergine Maria in posizione frontale. Sul suo grembo siede il bambino con le braccia spalancate a croce nell'atto di benedire. Ai piedi del trono, due nobili donatori in armatura sono inginocchiati in adorazione. Nei secoli fu oggetto di una profonda devozione. Ne sono la prova gli ex voto che la circondano da ogni lato, nonché i libri dei miracoli destinati alla catalogazione degli eventi miracolosi attribuiti all'intercessione della Madonna Granda. Fra di essi è annoverato anche il miracolo della liberazione prodigiosa di Girolamo Miani, testimoniata dalle catene e dai ceppi conservati in una teca all'interno del tempietto. Per singolare coincidenza, nella cappella absidale sinistra si trova il monumento sepolcrale di Mercurio Bua, il capitano di Ventura carceriere del Miani. L'arca marmorea e le 5 sculture di virtù sovrastanti vennero riassemblate in Santa Maria Maggiore per volontà di un discendente del celebre condottiero. A lato del tempietto, 2 porte conducono ad un piccolo gioiello, una cappella semicircolare oggi adibita a battistero, eretta in origine quale cappella funeraria per volere di Francesco Greco, interamente affrescata da Ludovico Fiumicelli e Giovanni Pietro Meloni tra il 1539 e il 1540. Sulle pareti si dispiegano le storie della vita di Cristo, mentre dalla cupola lo Spirito Santo si diffonde idealmente davanti agli occhi del fedele, il quale viene così reso partecipe in prima persona dei misteri raffigurati. Dietro l'altare maggiore è collocata la pala seicentesca della Madonna Assunta di Sante Peranda, che riprende l'esempio tizianesco di Santa Maria Gloriosa dei Frari. Nella navata destra va notato il grande crocifisso doloroso gotico della metà del Quattrocento, detto delle Convertite, in quanto proviene dal monastero trevigiano di Santa Maria Maddalena delle Agostiniane Convertite, soppresso in epoca napoleonica. Poco oltre è possibile ammirare la Madonna dei Barcaroli di Lodovico Pozzoserrato, pittore fiammingo che sul finire del XVI secolo ebbe molta fortuna nella Marca trevigiana.